Lo avevamo anticipato con il notiziario di martedì scorso. Pino Rigoli è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Acregas e proprio martedì pomeriggio ha diretto il suo primo allenamento allo Stadio Seneto, accolto tra gli applausi da qualche centinaio di tifosi. Il tecnico peloritano, nella mattinata sempre di questo martedì, si era incontrato in città con il presidente Giuseppe Deni e dopo aver discusso alcuni punti importanti ha sciolto la riserva accettando di buon grado a guidare l'Acregas. Prima di scendere sul rettangolo di gioco ha voluto incontrare l'intera rosa di giocatori, molti dei quali già conosceva. Un lungo discorso chiarificatore e poi tutti a sudare sul rettangolo di gioco. Adesso è tempo di sbracciarsi ed iniziare a fare punti per tirarsi fuori da questa brutta situazione. L'avversario domenica prossima è la San Cataldese ed occorre concentrarsi al massimo. Tutto è possibile anche perché la classifica è cortissima e basterebbero un paio di vittorie per rimettersi nuovamente in carreggiata. Si conosce abbastanza bene il curriculum di Pino Rigoli, che in passato ha già allenato per ben 2 volte l'Acregas in eccellenza, ottenendo la promozione in D a suon di record. Ed anche in Lega Pro subentrando al tecnico Nicola Legrottaglia e salvandola da una possibilissima retrocessione. L'ultima esperienza in banchina è stata con il Modica, squadra alla quale è legato dai primi anni della sua carriera. Recentemente ha allenato l'FC Messina in Serie D, prima della società palermitana aveva però allenato anche Rende, Viterbese, Sicula Leonzio, Catania ed Acregas in Serie C. Altre esperienze in carriera nei dilettanti con Agropoli, Acregas e Modica.